Allarme è rientrato. Il consorzio universitario della provincia di Agrigento, così come quelli delle altre realtà accademiche periferiche siciliane, non verrà spogliato delle risorse provenienti dalla regione. Le rassicurazioni sono arrivate al termine dell'incontro che il presidente del CDA del CUPA, Gaetano Armao, ha avuto con i componenti della commissione bilancio all'ARS. Il governo, soprattutto l'assessore Baccei, aveva definito una disposizione che praticamente spogliava non i consorzi, perché i consorzi oggi ci sono, domani non ci sono, gli amministratori oggi ci sono, domani non ci sono, ma i territori della possibilità di darsi un orientamento culturale, di rispondere alle effettive esigenze, di essere catalizzatori di energie, innovazione, diventavano delle dependenze dell'università, peraltro non molto appetibili sul piano, tra l'altro creando anche un conflitto di interessi, perché l'università da un lato forniva il servizio al consorzio e dall'altro lo amministrava, quindi un papocchio. Questo papocchio è stato illustrato, l'ho fatto con la mia solita determinazione e devo dire che la commissione tutta, dai grillini al centrodestra, al PD, hanno tutti condiviso questa impostazione. Io ringrazio tutti gli esponenti politici, dal Movimento 5 Stelle appunto a quelli del centrodestra, al PD, all'UDC, a tutte le forze presenti, per aver riconosciuto la fondatezza non del consorzio di Agrigento ma dei consorzi, perché un'altra cosa che abbiamo fatto è abbiamo costituito il coordinamento dei consorzi siciliani che non si erano mai riuniti prima, invece ci siamo presentati come un insieme di soggetti che vuol rappresentare i propri territori e vuol servire i propri cittadini, che è il nostro compito. E quindi cancellata la disposizione che verrà soppressa in assemblea e abbiamo chiesto di ripristinare la destinazione di risorse per i nostri territori. Quindi si continua a difendere il territorio contro il centralismo regionale che non serve e il centralismo universitario che serve ancor meno. E intanto, in fatto di conti e di numeri, mancherebbe nelle casse del CUPA un importante tesoretto che certamente avrebbe fatto comodo in questo momento di grande difficoltà, in questo momento di vacche magre. Parliamo di una somma di 45 milioni di euro stanziata dal Ministero dell'Istruzione dal 2012 al 2016 sotto forma di contributo, ma la somma in larga parte è stata trattenuta dall'Ateneo di Palermo.